Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, ultimissime dal Friuli Venezia Giulia. Purtroppo dobbiamo aprire con un infortunio mortale avvenuto questo pomeriggio, una tragedia all'interno di uno stabilimento specializzato nella lavorazione di laminati nella zona artigianale udinese nel territorio comunale di Pavia di Udine a Lauzacco. Un tirocinante 18enne morto per causa in corso di accertamento. Il ragazzo era al suo ultimo giorno di prova all'interno dell'azienda. Sul posto sono giunti celermente i sanitari a bordo dell'ambulanza, l'eli soccorso e una squadra dei vigili del fuoco dal comando di Udine. Purtroppo alla fine è tutto inutile. Sul luogo della tragedia i carabinieri assieme agli ispettori dell'azienda sanitaria per le prime indagini di legge. Ricordiamo che il sinistro è avvenuto proprio, l'infortunio mortale, è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi. E adesso cambiamo argomento, parliamo di innovazione. Presidente, è un accordo strategico molto importante con Novartis che guarda una visione della regione puntata sull'innovazione, la ricerca e la connessione fra imprese, pubblico e privato. La creazione poi di un polo di scienze della vita e questo primo passo importantissimo con il più importante player internazionale nel mondo della ricerca farmaceutica, Novartis, è appunto un primo passo perché noi vogliamo essere attrattivi per molte realtà multinazionali e allo stesso tempo essere attrattivi anche per imprese più piccole, per start-up che decidono di investire in Friuli Venezia Giulia e far crescere il Friuli Venezia Giulia in quest'ambito. Una strategia che guarda non solo alla regione, l'ambito nazionale, ma anche ai paesi a noi contigui. È chiaro che una ricerca così importante e con partner così di grosse dimensioni non può pensare di rivolgersi al Friuli Venezia Giulia, ma deve partire dal Friuli Venezia Giulia per guardare a territori ben più ampli, a territori globali sicuramente, perché la ricerca farmaceutica guarda a territori globali, ma una forte collaborazione la immagino non soltanto con le regioni limitrofe, ma con gli stati del centro e sud Europa che possano collaborare con noi e farci crescere insieme. Lei ha parlato di due asset fondamentali per la regione, logistica e ricerca. Non a caso a bilancio nell'ultima finanziaria sono state messe delle risorse importanti che saranno poi da base anche per questo progetto. Sì, risorse importanti per la logistica, ma tante anche per la ricerca e per lo sviluppo della ricerca applicata. Noi complessivo per le imprese di nuove risorse rispetto a quelle passate abbiamo messo 100 milioni di euro, di queste 15 milioni sono specifiche sulla ricerca e la ricerca applicata. Questo è uno di quei progetti in cui ci crediamo e in cui pensiamo possano essere utilizzate queste risorse. Devo poi dire anche i tempi record perché noi abbiamo chiuso la legge di stabilità a fine dello scorso anno, di fatto 20 giorni dopo facciamo già il primo passo e sigliamo questo protocollo con una realtà globale che non è una grossa realtà, è la più importante e quindi questo è da sottolineare dell'importante lavoro che è stato fatto e ringrazio anche Novartis di aver scelto il Friuli Venezia Giulia per iniziare questo percorso a livello italiano. Torniamo in studio, andiamo a Pordenone per ricordare le tragiche vicende della Shoah. La giornata della memoria si commemora il 27 gennaio e l'amministrazione comunale di Pordenone, con il contributo della regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con il liceo Leopardi Majorana, l'ANED, l'associazione 4704, la Camera di Commercio Pordenone Udine, l'Unione Italiana Cechi, il Comitato Ravensburg, l'Associazione Filarmonica Città di Pordenone, l'Associazione Aladura, l'AMPI, il Teatro Verdi, Cinema Zero, il Circolo della Stampa di Pordenone, celebra con appuntamenti che si distribuiranno nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 e che metteranno in rete iniziative ed eventi storici, didattici, culturali ed artistici resi possibili dai contributi di associazioni, scuole ed enti. E adesso cambiamo argomento, parliamo di solidarietà, Despar in prima linea, allora le dichiarazioni del Presidente Federica.
risultato della raccolta fondi una tale da donare alla comunità. Ancora una volta la sinergia tra istituzioni e privati produce effetti concreti per tutti i cittadini del Friuli Venezia Giulia. Sì, e soprattutto provenienti dai cittadini di Friuli Venezia Giulia, perché le donazioni sono frutto di un grande lavoro che l'Espar ha fatto, di un grande lavoro che penso i cassieri e le cassiere d'Espar hanno fatto, e alla generosità dei cittadini di questa regione che hanno voluto donare moltissime donazioni, 350.000, per finanziare con un progetto straordinario il Burlo Garofalo. Ogni anno si sceglie un'iniziativa in tutta la regione, quest'anno l'Espar Ecco, orgoglioso non soltanto delle risorse che sono riuscite a raccogliere, ma anche della generosità che hanno dimostrato i cittadini di questa regione. allora torniamo in studio, ci scusiamo per aver interrotto per qualche secondo il servizio, ma ci stanno arrivando gli aggiornamenti per quanto riguarda la tragedia che è venuta nel pomeriggio di oggi nella zona industriale di Udinese, nel territorio di Lauzacco in Pavia di Udine. Allora c'è giunto un ulteriore aggiornamento, diciamo subito che i familiari purtroppo sono stati già avvisati del decesso del ragazzo. È un ragazzo, come detto, del 2003, in un incidente sul lavoro. Era uno studente all'Istituto Bearzi di Udine. Durante dei lavori di carpenteria metallica in un'azienda meccanica, una putrella gli è caduta addosso uccidendolo, praticamente non gli ha lasciato scampo. Sul posto dell'incidente mortale sono ancora presenti chiaramente purtroppo i familiari, oltre alle forze dell'ordine, i sanitari e la medicina del lavoro. I carabinieri di Palmanova, per la precisione, stanno operando insieme agli ispettori del lavoro, tanto per essere chiari. Sappiamo che il ragazzo era residente a Castions di Strada, le sue iniziali LP. Ripetiamo, del 2003, uno studente che stava svolgendo un tirocinio all'interno di questa azienda. Purtroppo una putrella si è sganciata all'improvviso e lo ha centrato, colpendolo mortalmente. Inutili, come detto, i soccorsi. Sul posto stanno ancora operando le forze dell'ordine per, come si dice in questi casi, le indagini di polizia giudiziaria. È tutto, chiudiamo qui questa edizione flash del pomeriggio. Vi ringraziamo come sempre per la visione e l'ascolto. Ulteriori news nel corso della giornata attraverso il nostro sito friulitv.net. Non resta che augurare a tutti voi buon pomeriggio. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.